Percorrendo il Piave sia sulla sponda destra che sulla sinistra si può notare quanto il corso d'acqua si sia preso il proprio spazio nel tempo, influenzando di conseguenza anche il territorio circostante e chi ci vive e lavora. Anche se il rischio non sembra più quello di una piena, la natura mutevole del letto del fiume ha causato qualche danno. In poche settimane il Piave ha divorato gli argini all'altezza delle grave di Papadopoli, dove sorgeva un campo di cavolfiori dell'azienda agricola Luca Ricci. C'erano cavolfiori, io ho una piantagione di circa 22 ettari qui di cavolfiori, un appezzamento, e il Piave me ne ha mangiato più di un ettaro, insomma 20.000 piante circa di cavolfiori. Tu praticamente fino a pochi mesi fa venivi qua e riuscivi benissimo a lavorare. In quanto tempo è che c'è stata questa trasformazione? Ma nel giro di 30 giorni praticamente è venuta a mancare tutta la capezzagna dell'appezzamento di cavolfiori, quindi noi prima ci giravamo col trattore usciti dalla piantagione e adesso lì praticamente siamo a strapiombo sul Piave. E a livello economico la tua perdita di quanto, a quanto ammonta più o meno? La mia perdita ammonta a circa 20.000 euro di mancata rendita per la perdita dei cavoli che sono andati nel fiume, insomma. E cos'è che può aver portato il corso del Piave a prendere questa piega che sta erodendo tutta? Delle bonifiche sbagliate o qualche lavorazione errata da parte di non so chi, sinceramente. E qual è che è il tuo auspicio? Cioè, cosa domandi a chi di competenza? Che venga sistemato al più presto il corso del fiume per fare in modo che non continui a erodere altra terra.